La mia preoccupazione rimane perché con questi tassi di infezione eh, principalmente appunto si ha una pressione a livello ospedaliero, ma comunque una situazione a livello delle persone più fragili molto, molto, molto pesante. Io non posso dire che siamo, anche se abbiamo l'ultima settimana avuto una riduzione dell'RT e di alcuni altri parametri, non posso dire che siamo in una situazione di superamento della seconda ondata. Eh, Persone molto più autorevoli di me in questi giorni, eh, quali per esempio, ma non solo, insomma, il cancelliere Angela Merkel dice che no, che dobbiamo continuare le restrizioni fino ad arrivare a 5 casi per 100.000 abitanti. Noi abbiamo 1.200.000 abitanti, se ho fatto un riferimento specifico a 600 casi alla settimana, questo sarebbe forse una situazione nella quale davvero possiamo gestire sia a livello dei dipartimenti di prevenzione, sia a livello ospedaliero, le conseguenze e anche il territorio. I colori, devo dire che ci vengono dati, la mia preoccupazione comunque non è una preoccupazione ristretta al Friuli Venezia Giulia, è ben inteso, è una preoccupazione estesa a tutta l'Italia e anche ai paesi confinanti con i quali ovviamente la nostra regione ha particolari rapporti e quindi rapporti con la Slovenia, con l'Austria in particolare, con la Croazia e quindi abbiamo anche questa situazione particolare nella nostra regione. Comunque i colori ci vengono attribuiti appunto dal Comitato Tecnico Scientifico del Ministero dell'Istituto Superiore di Sanità. Io personalmente non penso che possiamo ritenere la situazione modificata ancora in maniera da cambiare colore rispetto a quella che abbiamo ricevuto in queste ultime settimane.